Buongiorno a tutti, siamo qua su Veneta TV in compagnia di Daniele Quaglia, presidente l'IFE di Treviso. L'attività della vostra associazione che è un'attività storica, è un'attività sindacale nata nel 1994, fondatore Fabio Padovan, è un'attività che si prefigge il compito di difendere le piccole imprese dagli assalti di uno Stato saraceno che trova l'oro in questa terra. Dopo però le sue conquiste degli ultimi anni? Beh, sì, che sono delle conquiste come l'eliminazione della boia di accompagnamento fiscale, che prima era fiscale, che prima ti guardava il virus e in base al virus ti metteva le multe, no? Può essere l'EBAV che non è più obbligatoria, prima si pensava che tutti dovessero pagare l'EBAV e invece grazie all'IFE si sta stabilito che a pagare l'EBAV soltanto le imprese che non sono iscritte alle associazioni di categoria. Abbiamo visto che il prossimo 20 di febbraio sarà una nuova attività molto importante. Certo, all'IFE dopo 10 anni di guerra civile, fra virgolette, no? Nel senso che l'IFE ha cercato di utilizzare tutti i sistemi democratici che questo Stato mi mette a disposizione e abbiamo fatto una battaglia contro la Camera di Commercio, contro una roba che si chiama diritto camerale, cioè una tassa che è vietata anche dalle leggi europee, però qua in Italia bisogna sempre comunque pagarla. Dopo 10 anni di ricorsi e straricorsi, noi altri siamo andati da tutti i giudici possibili e immaginabili, siamo arrivati addirittura in Cassazione. Nessun giudice ha mai emesso una sentenza di merito, nessun giudice entra nell'argomento, molto spesso si dichiara non competenti, però tutti si dichiarano competenti a condannarne a subire le spese legali. Quindi a un certo punto, dopo 10 anni di questo rimbalzare da un tribunale a che altro, noi ci siamo resi conto che i veneti, le imprese venete, gli operai veneti, i cittadini veneti, i veneti tutti, hanno un unico scopo per questo Stato, hanno lo scopo di lavorare, produrre, pagare e tasere. Allora, come conseguenza, noi abbiamo detto che noi non possiamo più accettare uno Stato di questo tipo qua e abbiamo fatto quello che era possibile fare. Nel 2006 novembre abbiamo mandato una diffida allo Stato italiano di abbandonare entro 90 giorni il territorio del Veneto. Naturalmente i saraceni, quando chi c'è una preda, non si chiamano tanto facilmente, no? E siamo ancora qua piccai ai cadaveri da disossare e da scarnire tutto quanto. Allora abbiamo cominciato la seconda fase. Siamo partiti con una citazione in giudizio contro il Presidente della Repubblica, Napolitano, e contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto rappresentanti di uno Stato che noi altri riteniamo che sia qua in maniera abusiva e truffaldina. Vi chiediamo a questi di riconoscere le autorità di autogoverno del popolo veneto, che effettivamente si è autocostituito ancora nel 1999, e in base a questo chiediamo che sia riconosciuto l'autogoverno del popolo veneto. Ma non è che noi altri ci aspettiamo dal giudice che mi dà questa sentenza, noi altri dal giudice che chiediamo una cosa, che è fondamentale e importante. Noi altri, visto che il giudice riteniamo che sia un funzionario dello Stato italiano, quindi è in busta paga dell'amministrazione dello Stato italiano, che non sia competente o non possa assolutamente giudicare un'avvertenza di questo tipo. Noi altri chiediamo un giudizio equo e imparziale e riteniamo appunto che questo giudice non sia in grado di farlo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è questo: ottenua questo minimo di sentenza dal Tribunale italiano ed è quello di andare ai tribunali internazionali, dove rivendicare finalmente per il popolo veneto il diritto all'autogoverno e all'indipendenza, che spetta. Non è un diritto che qualcuno ha da riconoscerne, che Roma ha da benevolmente rilassarne, no? È un diritto nostro, in quanto popolo, è un diritto attivo. Noi altri in qualsiasi momento possiamo decidere di prenderselo, di torselo, di andare a Treviso e tutte le città del Veneto e dare sfratto al prefetto, perché in quel momento il prefetto rappresenta un'entità che non ha più
autorità in quel territorio, ma c'è un'autorità che invade il territorio. Quindi fuori legge da quel momento sarà loro e sicuramente non noi altri. Quindi secondo voi altri l'autogoverno del popolo veneto è un diritto naturale che deve essere esercitato. Certo. E quindi anche il 1866 è una data funesta per il popolo veneto. Avevi qualcosa da dire anche circa il referendum? Sì, circa il plebiscito del 66? Certo, questo tipo di ricorso nasce con dei presupposti, no? Noi altri partimmo con più obiettivi. Partimmo dal 1866, che adesso penso che sia abbastanza comune, di comune opinione, che quel referendum non era un referendum democratico, ma si era trattato di una truffa bella e buona. Insomma, non c'è da meravigliarsi, questi qua gli è buoni fare solo questo, gli è buoni truffare la gente, gli è buoni andare in Parlamento, gli è buoni promettere tutto quello che è possibile e immaginabile, e dopo alla fine dei conti chi che paga è sempre il solito, no? Allora siamo partiti con questo discorso, noi altri chiedemmo che il 1866 il referendum sia dichiarato nullo, appunto perché è nato dagli imbrogli. Questa è una banda di imbroglioni che da 140 anni si è qua presenti, no? Ma non solo, che c'è anche il referendum del 1947 che ha dei punti oscuri, e noi altri domandemmo che anche questo sia accertato, perché con un decreto legge l'allora governo che aveva chiamato i seggi al voto. Però non era possibile farlo con i seggi del Friuli Venezia Giulia e con tutta la Dalmazia, che già era italiana, anche se occupava da forze diverse, no? Quindi nel 1947 si sta vietata a una gran fetta dei veneti di esprimere il suo voto. Ecco, quindi noi altri chiederemo che una verifica storica e politica dei due referendum, ma soprattutto noi altri pensiamo un'altra cosa. Partimmo dal presupposto che il popolo veneto, riconosciuto anche da loro, disgraziatamente per loro e per fortuna per noi altri, chiederemo che possa applicare il diritto di autodeterminazione, quindi il diritto di indipendenza, come d'altronde sta fatto proprio questi giorni, proprio ieri, dal Kosovo. Noi chiediamo quello là, che a noi altri ne sia riconosciuto il diritto di indipendenza, di autodeterminazione. Quindi domani, 20 febbraio del 2008, che sarà l'udienza, cosa vi aspettate di ottenere in questa udienza? Chi che sarà? Beh, chi che sarà? Noi altri abbiamo invitato tutti i soci lì a intervenire, naturalmente sappiamo che i veneti cae tanto al suo lavoro, quindi domani troverà sempre qualche consegna da fare all'ultimo minuto, no? Comunque chi viene è sicuramente ben accetto. Cosa che si aspettiamo? Niente, perché da questi qua si può aspettarsi di tutto, no? Quindi non è da fare a priori un preventivo. Qualsiasi roba chi decida mi andrà bene, ma anche se il giudice, calpestando il diritto, calpestando d'altronde il suo lavoro, no? Poi se ne sbatte e va ed è quello che c'è diritto. Anche se il giudice decidesse di chiudere la faccenda domani, mi andrebbe bene, perché questo mi serve per poter andare direttamente alla Corte di Giustizia internazionale. Quale sarà il futuro dell'Italia secondo te? Secondo me è una roba che non mi interessa, perché non sono italiano, mi sono veneto, da sempre mi dichiaro veneto e gli affari esteri non mi interessa assolutamente niente. Bene, un saluto a tutti da Veneta TV, continuate pure a seguirne sui nostri siti e arrivederci a tutti, viva San Marco! Ciao a tutti, viva San Marco!